Guida ai campionati, siamo con Francesca Zanella. Allora Francesca, oggi avete vinto 3-2 contro la vostra bestia nera, Sì. da quanto mi dicono. Secondo noi sei stata la migliore in campo, un tuo giudizio? Beh, oddio, le migliori in campo, sono state tutte brave, nel senso che ci abbiamo creduto fino alla fine, è stata questa la nostra forza perché loro comunque fanno un buon gioco, hanno creato tanto, però ci abbiamo creduto e all'ultimo minuto l'abbiamo portata a casa, non ci credo ancora. Avete vendicato il 3-0 dell'andata con una bella prestazione soprattutto negli ultimi minuti. E secondo te cosa... è un film, diciamo, un film del campionato vostro questo? Beh sì, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, però adesso vogliamo con tutte le nostre forze il secondo posto e quindi lotteremo fino alla fine per ottenerlo. Ringraziamo Francesca Zanella e buon campionato ancora. Siamo ora Grazie. con Adriana De Martini. Adriana, è tuo il gol partita al 94esimo. Sì, salve a tutti. Beh, il mio gol partita sì, ma vorrei anche sottolineare la prestazione di Giorgia Cisotto, che secondo me è stata veramente eccezionale, ha fatto i primi 2 gol e poi alla fine c'è stato quel fantastico cross, mi sono trovata lì da sola e sono riuscita a insaccare per questa fantastica vittoria. Parlavamo con Francesca prima, sembra quasi il film del vostro campionato la partita di oggi, dove avete sofferto anche questa volta, siete andate sotto, avete pareggiato, poi siete di nuovo passati in svantaggio e alla fine avete recuperato tutto e siete andate a vincere la partita. Sì, siamo state brave, ci abbiamo creduto fino alla fine, sembra che la ruota stia un po' girando, stiamo mettendo più cattiveria, adesso più grinta e riusciamo a portare a casa anche certe partite che molto difficili come quella di oggi e adesso continuiamo a lavorare per il nostro traguardo che è il secondo posto. E questo dimostra quanto ci bisogna crederci fino alla fine. Quindi. Eh sì, qualsiasi minuto è buono per fare gol e vincere. Ringraziamo Adriana e ancora buon campionato. Mister Grazie. Fattorell, leggevamo oggi il giornaletto vostro, c'era scritto c'è voglia di rivincita. Questo 3-2 è una gran rivincita sulla E, squadra ospite. e soprattutto come è venuta, perché pur giocando la peggior partita della mia gestione, oggi abbiamo dimostrato carattere e voglia fino al 94esimo, perché il gol del 3-2 è venuto al 93esimo. Dopo le ultime due prestazioni che hanno dimostrato squadra e carattere, oggi ho avuto la conferma che mentalmente le ragazze hanno cambiato, in positivo ovviamente. Parlavamo con le ragazze prima, sembra proprio il film del vostro campionato questo, dove siete partite un po' timorose, siete andate sotto anche oggi, avete recuperato sotto di nuovo e alla fine, come dimostrano le ultime 8 partite consecutive, avete portato a casa la vittoria. Che infatti la mentalità è cambiata soprattutto sul risultato. Prima si faceva un gioco più brillante e tutto quanto, però alla fine che conta sono i punti, quindi abbiamo lasciato stare un po' il gioco e guardando un po' al risultato, quindi un po' più cattiveria, un po' più ciniche. Avete dimostrato anche oggi, soprattutto oggi, che la squadra gli ultimi 4 minuti gli ha proprio una lezione di calcio in 4 minuti oggi. Sì, sapevamo che il Mestre, perché ormai lo sveliamo, puntiamo al secondo posto. E oggi il Mestre ha perso a San Zaccaria ed siamo andati a -1 del secondo posto. Loro lo sapevano, negli ultimi 10 minuti hanno messo la voglia, la grinta, la determinazione e ce l'hanno fatta e sono felice proprio per loro. Grazie mister Fattorelli e buon campionato. Grazie, buonasera a tutti.